Con una lettera e una solenne concelebrazione ai piedi del Tempio della Concordia, i vescovi di Sicilia hanno ricordato e rinnovato lo storico appello alla conversione che 25 anni fa, il 9 maggio del 1993, al termine della Santa Messa nella Valle dei Templi, San Giovanni Paolo II rivolse agli uomini e alle donne della mafia. La lettera è stata presentata ieri ai giornalisti e agli operatori della comunicazione presso la chiesa San Nicola d'Agrigento da Monsignor Salvatore Cristina, arcivescovo di Catania e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, insieme con il vescovo di Monreale, Monsignor Michele Pennisi, e il vescovo di Ragusa, Monsignor Carmelo Cuttitta, rispettivamente vicepresidente e segretario della Cesi. Già lo stesso titolo della lettera, "Convertitevi", ha spiegato l'arcivescovo di Monreale Michele Pennisi, fa capire il messaggio centrale di questo documento, che è l'invito alla conversione, a cambiare vita e mentalità. Vogliamo con questa lettera prolungare l'eco dell'appello pronunciato da San Giovanni Paolo II davanti al Tempio della Concordia, un invito rivolto alle persone coinvolte nella trama mortali e peccaminose dell'organizzazione mafiosa. Con questo documento vogliamo ricordare le numerose vittime della violenza mafiosa e ribadire che la mafia è peccato e i mafiosi sono peccatori. Diciamo che questo peccato gravissimo li pone di fatto fuori dalla comunione ecclesiale, riaffermando l'incompatibilità tra la mafia e i valori del Vangelo. In apertura della Santa Messa il cardinale Montenegro ha letto anche il messaggio di Papa Francesco a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, un forte incoraggiamento ai pastori e ai fedeli siciliani a camminare sulla via tracciata dal beato Pino Puglisi nella lotta alla mafia. È chiaro, come quando uno vede un albero non vede solo il tronco, vede anche i rami. Noi anche nel male, come per fortuna nel bene, ci può essere quel tronco, quella mafia classica a cui noi tante volte pensiamo, ma ci sono tutti quei rami a cui non si guarda e che invece continuano la vita di quel tronco. Per cui c'è una mafia, la classica, ci sono atteggiamenti mafiosi da cui bisogna guardarsi e che bisogna cambiare. E questo è un cammino che si sta facendo, una riflessione. Il Papa, perché il mafioso è scomunicato, ma per il fatto stesso che lui agisce contro il Vangelo, facendo del male agli altri, è lui stesso che si mette fuori dalla Chiesa. Non c'è bisogno di una Chiesa che punti il dito, perché nel momento in cui faccio il male e percorro le vie del male, sono io che dico no al Vangelo, quindi sono io che mi metto fuori. E la Chiesa dice: pensaci, perché col tuo agire, ecco, questa tua scomunica, questo metterti fuori non ti fa più sentire Chiesa. Agrigento è pronta per fare risuonare un nuovo messaggio dalla valle che già è celebre per quello lanciato da Giovanni Paolo II. Sì, un forte invito a che la giustizia prevalga, la giustizia sociale anche, e quindi perché ci sia anche un'opportunità per quanti oggi sono messi un po' ai margini di questa società. Non pensiamo ovviamente solo alla presenza ormai mortificante della mafia in Sicilia, ma pensiamo a tutte le varie forme di povertà, pensiamo alle forme di esclusione che in qualche modo attanagliano centinaia e centinaia di siciliani. Quindi è importante ricordare tutto questo, è importante rilanciare anche questo messaggio, come hanno fatto anche i vescovi siciliani, nel ricordo di quel vibrante anatema lanciato da Giovanni Paolo II proprio in questa Valle dei Templi. Chissà che possiamo in qualche modo anche riprendere questa grande e preziosa eredità e farla diventare anche quotidianità nelle nostre comunità parrocchiali e diocesane della Sicilia. Una grande partecipazione oggi comunque è un tema sentito dai siciliani, dagli agrigentini, in particolare dalla diocesi. Sì, molti di quelli che sono qua stasera erano presenti 25 anni fa, quindi è un voler appunto riprendere questa grande eredità di Giovanni Paolo II e volerla riportare nella realtà quotidiana delle comunità parrocchiali.